Fatta la legge, trovato l'inganno, c'è sempre chi cerca un modo per eluderla. Questo proverbio però è costato caro a un centinaio di persone in provincia di Agrigento. I controlli delle forze dell'ordine sono serrati. L'obiettivo è non far diffondere il coronavirus ed accertarsi che la popolazione resti a casa. Si può uscire solo per necessità e chi è in quarantena preventiva perché potrebbe essere stato a contatto con chi ha il coronavirus o è certo di essere positivo al virus non può e non deve uscire e incontrare nessuno. Ricordiamo che chi ha sintomi sospetti deve contattare il proprio medico o se va in ospedale deve restarne fuori passando dalla tensostruttura del pre-triage. E a far rispettare le regole in prima linea polizia, carabinieri, guardia di finanza, la polizia municipale e persino l'esercito 24 ore su 24 rastrellano tutto il territorio, anche in provincia di Agrigento. Ed è proprio in provincia che almeno un centinaio sono le persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi è di inosservanza al provvedimento d'autorità. Il decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte impone l'obbligo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita del territorio, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute.